È stato presentato oggi, nello storico contesto di Palazzo Grassi a Chioggia, il Master in Hospitality Marketing e Communication di ITS Academy Turismo Veneto, che si svolgerà a partire da ottobre dalla sede ENAIP, un programma completo e innovativo per preparare chi si dovrà rivolgere al turista nel settore dell'hospitality, pensato per formare figure professionali capaci di lavorare fianco a fianco con le direzioni alberghiere, creare esperienze turistiche su misura e guidare la trasformazione del settore con una visione integrata e contemporanea. Un'opportunità per i neodiplomati e per chi è già integrato nel mondo lavorativo e desidera migliorare le sue competenze. È entusiasta Massimiliano Schiavon, presidente di ITS Academy Turismo Veneto, che ribadisce l'importanza di avere figure specializzate sempre più competenti e che ha voluto sottolineare la straordinaria occasione che offre, mettendo a disposizione importanti risorse da parte della Regione, dei fondi del PNRR, e ricordando che è grazie alla collaborazione delle aziende locali che quelle che vengono presentate come promesse si trasformano poi in realtà, portando verso il traguardo dell'occupazione il 96% dei partecipanti. ENAIP contribuì a fondare molti anni fa i Master ITS Academy Veneto e ora ribadisce la necessità di formare professionisti a fianco degli imprenditori del territorio. È stato sottolineata la difficoltà nel creare corsi di questa tipologia, oltre per la necessità di fondi adeguati, ma per l'intercettare le professionalità necessarie in un dato territorio. 10 corsi che si terranno in tutta la regione e 9 le sedi. Per dare vita al Master di Chioggia è stato necessario un anno di preparazione, ha ribadito Giuliano Cegion di ASA Federalberghi, un master che a Chioggia non poteva mancare. Per il comune di Chioggia è presente l'assessore Sandro Marangon, pubblica istruzione, il quale ha voluto sottolineare l'importanza della nuova opportunità formativa a Chioggia. Intervenuta anche la città metropolitana di Venezia con la consigliera Maika Canton, che ha ribadito la concretezza del progetto per il futuro del territorio e per il suo sviluppo economico nel turismo. Allora, siamo allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.